buona dovete inserire 100 porcate. Non ci stiamo più. E per questo l'azione della Lega, che ovviamente chiede anche ai colleghi di dare la possibilità di svolgere appieno il ruolo anche dell'opposizione, visto che ricordo che la discussione generale è iniziata appena ieri sera, non siamo da giorni impegnati in quest'Aula su questo decreto, ma è iniziata solamente ieri sera, e io capisco le manie di grandezza provenienti dalla ghigliottina, però un limite c'è a tutto. Essendo iniziata solo ieri sera, sembra assolutamente irragionevole e irresponsabile chiudere adesso la discussione generale. Presidente, concludo facendo presente ai deputati del Partito Democratico che se una direzione del loro partito può far cadere un governo, credo anche che col governo caduto si possa anche far saltare un decreto. Grazie. Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera. Ben trovati al nostro appuntamento quotidiano con Onda Libera. Oggi cercheremo, compatibilmente con la stretta attualità e tenendo d'occhio i lavori alla Camera, perché si discute del decreto cosiddetto Salva Roma, sul quale ci siamo già soffermati stamani in sede di rassegna stampa. È l'ennesimo decreto Salva Roma che si aggiunge alle miriadi di provvedimenti Salva Roma, a dire il vero, più l'obolo annuale da 500 milioni già stabilito in maniera assolutamente bipartisan dal passato prossimo, per la verità, perché qualche anno che è in vigore, che destina a Roma mezza miliardata di euro ogni anno, a prescindere da tutto e per l'infinito. In più c'è anche ciò che è contenuto in questo decreto cosiddetto Salva Roma. Abbiamo appena sentito Massimiliano Fedriga, il deputato della Lega, intervenire in aula, e ci terremo in contatto con l'Aula dei Deputati, con la Camera dei Deputati, perché qui è in discussione un decreto sul quale si minaccia di adottare ancora una volta la tagliola, sostanzialmente, cioè ridurre i termini del discorso e del dibattito a zero per permettere di approvare il decreto in tempo utile. Staremo a sentire dalla Camera dei Deputati di questa mattina. Intanto il Premier Renzi se n'è andato a fare un giro a Treviso, alla scuola Coletti di Treviso, poi ha visto i sindaci, ai ragazzi ha detto scrivetemi all'indirizzo matteo@governo.it, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Il Presidente del Consiglio è arrivato a Treviso con i ministri dell'istruzione, Stefania Giannini, e del lavoro, Giuliano Poletti, il Presidente delle cooperative rosse. Prima tappa la scuola media statale Coletti, alla periferia di Treviso. Un esempio di integrazione, visto l'alto numero di figli di immigrati che frequentano l'istituto. Una visita andata bene, molto bene, ha detto il dottor Renzi, dopo un'ora passata a parlare con i ragazzi e gli insegnanti. Nel corso della visita a Treviso, il Premier avrà incontri anche con i sindaci della Marca trevigiana e poi con le imprese. Parlando con i ragazzi e gli insegnanti, il Premier li ha esortati a segnalargli i problemi. Ricordate Mario Monti, che aveva inventato la casella di posta elettronica per le riforme? Se qualcosa non va, ha detto Renzi, me lo segnalate alla casella matteo@governo.it. Ogni settimana andrò nelle scuole ad ascoltare le richieste, poi torno a Roma con i compiti a casa, ha detto il simpatico Premier. La casella di posta per ascoltare richieste e problemi sarà aperta nei prossimi giorni, per il momento dunque non è attiva. Renzi ha sottolineato più volte l'importanza dell'educazione scolastica come punto di ripartenza del paese, conflitto di interessi domestico visto il lavoro di papà e moglie.
e mamma. Lasciata la scuola, il Premier si è spostato nel centro di Treviso per incontrare al Museo di Santa Caterina i sindaci della zona. Ad accoglierlo anche il presidente della regione, Luca Zaia, che ha detto che valuterà il governo dai fatti. Un piccolo gruppo di esponenti di Forza Nuova sta dando vita a Treviso a una manifestazione di protesta per l'arrivo del Premier Renzi davanti alla scuola media Coletti, scriveva l'ANSA qualche minuto fa, ormai è passata d'attualità la notizia. Mentre Benedetto XVI è il secondo titolo dell'agenzia ANSA di stamani, la mia rinuncia è valida, assurdo speculare sulla decisione. E poi c'è Grillo che lancia il voto sull'espulsione dei dissidenti, il Senato che si costituisce parte civile a processo a Napoli sulla compravendita dei senatori imputata a Berlusconi, con la Vitola e l'ex senatore De Gregorio, il Tribunale ha escluso l'Italia dei Valori e i consumatori nel procedimento. Intanto la seduta alla Camera sul decreto Salva Roma è stata sospesa, riprende alle 11 e noi terremo l'orecchio sulla Camera dei Deputati per eventualmente trasmettere qualche passaggio di rilievo della discussione sull'ennesimo provvedimento Salva Roma. Poi c'è ancora l'arresto dell'ex capo dei Vigili Urbani di Roma, dalla prima pagina dell'ANSA, Angelo Giuliani, ai domiciliari con l'accusa di corruzione, avrebbe fatto ottenere irregolarmente un appalto, e poi lo spread in lieve calo, attesa per l'asta dei bot. Così in prima pagina sull'ANSA. La notizia, il quotidiano che trovate anche online all'indirizzo lanotiziagiornale.it, si occupa ampiamente di Renzi che torna a scuola questa mattina, con lui Poletti che dice non ho alcun conflitto di interesse anche se sono il presidente delle cooperative rosse ormai rossobianche. Poi c'è il signor Mario Mauro, ex ministro della difesa, che deve essere risarcito, lui e i suoi uomini, con tante poltroncine da sottosegretario. Fiducia tiepida alla Camera per il governo Renzi, che ora deve pedalare, scrive la notizia, mentre Dagospia apre la sua prima pagina con i razzi amari. Ratzinger, come mai si è sentito in obbligo Benedetto XVI di prendere carta e penna e scrivere una lettera al quotidiano di Torino, La Stampa, per allontanare le speculazioni che lui definisce assurde sul suo storico gesto di dimettersi dal soglio di Pietro? Il Papa Emerito precisa che non è stato costretto a dimettersi, non l'ha fatto per pressioni o complotti, la sua rinuncia è valida, la scelta di mantenere il nome e l'abito bianco ha motivi pratici e oggi nella Chiesa non esiste alcuna diarchia, nessun doppio governo. C'è un Papa regnante nel pieno delle sue funzioni, un Papa Emerito che ha come ultimo scopo delle sue giornate pregare per il suo successore. E così sia, commenta scetticamente, lasciando intravedere qualche retroscena Dagospia, ma il primo piano anche di Dagospia è dedicato a Renzi. Tra Renzi e Alfano c'è un Italicum di troppo. Nel discorso alla Camera Matteuccio non lega il cambio della legge elettorale alla riforma del Senato e il nuovo centrodestra va in tilt. Gli alfanoidi pretendono un patto scritto. E poi come si dice poltrona a Firenze? Scrive ancora Dagospia. Altro che governo light. Renzi prepara un'infornata di 50 sottosegretari. Tocca aumentare i posti per saziare gli alleati, che è poi la solita solfa all'italiana. Dall'Indipendenza, il giornale online di Gianluca Marchi, la prima pagina con un articolo di Gilberto Neto sulla Padania. Senza indipendenza anche l'ambiente si degrada. La questione dell'ambientalismo e dell'indipendentismo, due questioni che si sovrappongono, scrive Oneto, e poi gli studi di settore. Tocca al contribuente dimostrare di aver ragione, solo in Italia. Poi c'è la questione del Veneto indipendente, conquistare la mente e il cuore della gente. E poi diamo un'occhiata anche all'Intraprendente, il quotidiano diretto da Giovanni Sallusti, che mette in primo piano l'abbraccio tra Bersani e Letta, che sono all'opposizione finalmente. Bene, gioisce il quotidiano d'opinione dal nord di Sallusti nipote. Toccarsi per una poltrona alla fine di un cielo durista. Renzi dichiara l'intenzione di abolire il Senato e in aula sono scongiuri, tra i quali quelli del senatore Calderoli. Con la contraddizione che l'Intraprendente dedica al senatore Calderoli, mentre ancora in primo piano sull'Indipendente c'è la questione del Veneto. Zaia, governatore più amato o della buona amministrazione, un elogio dell'operato con fatti e non parole del presidente del Veneto Luca Zaia. Noi oggi però ci dedichiamo ampiamente a cercare di capire come la pensano i nuovi governanti. Sarà una roba più noiosa del solito la trasmissione di oggi, perché
cerchiamo di approvvigionarci alle fonti che abbiamo a disposizione, con 2 interviste sostanzialmente. Innanzitutto l'intervista a 2 quotidiani economici, il primo è il Sole 24 Ore, il secondo è Milano Finanza. A parlare sono 2 esponenti di primo piano della cerchia renziana. Il primo esponente di primo piano, anche istituzionalmente parlando, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'ex ministro nell'appena morto governo Letta, Graziano Del Rio, che è anche stato amministratore locale come Renzi, sindaco di Reggio Emilia del PD e anche presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Adesso è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, però parla soprattutto di questioni economiche, che sono poi quelle che interessano non poco anche il cittadino contribuente. Cerchiamo di capire, se c'è qualcosa da capire, come la pensano i nuovi governanti renziani in tema di economia. Partiamo allora dall'intervista di Fabrizio Forqueta, oggi in pagina 7 del Sole 24 Ore, a Lorenzo Del Rio, 53enne, già ministro per gli affari regionali nel governo Letta, sindaco di Reggio Emilia, presidente ANCI, oggi sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L'esordio è nel nome del leader. Matteo dà gli obiettivi, ma dietro quelle priorità ci sono dossier già pronti con cifre e modalità di intervento, dice l'iperpragmatico ministro Del Rio, che il pragmatismo lo sfodera solo adesso, visto che in occasione della sua permanenza da ministro nel governo Letta non aveva dato segni di essere così pronto e preparato a cambiare l'Italia. Ad ogni modo, legato al Premier da strettissima fiducia, scrive il Sole 24 Ore, Graziano Del Rio è l'uomo della concretezza, appunto, e del pragmatismo. Tanto illusionista e carismatico è Matteo Renzi, tanto è ancorato alla realtà Graziano Del Rio. È a lui che Renzi ha affidato il successo della sua scommessa di governo. È lui, Del Rio, la macchina su cui dovrà camminare il grande cambiamento. E allora sentiamo un po' cosa dice la macchina del grande cambiamento. Del Rio chiede il 24 Ore. La maggioranza è quella di prima e i problemi pure. Perché dovrebbe funzionare adesso? Perché cambia il metodo, risponde Del Rio. Si individuano poche priorità, si stabiliscono le azioni precise per raggiungerle, si stabilisce una tempistica stretta e definita, si valutano gli effetti delle azioni passo dopo passo. Le aziende private fanno così, dobbiamo poterlo fare anche nello Stato, dice Del Rio. E questo è semplicemente un auspicio, perché nessun governo precedente, neanche quelli della Prima Repubblica, aveva mai detto ci poniamo come obiettivo di fare male e di fare lentamente le cose che vogliamo fare. Fin qui niente di nuovo. L'impostazione è corretta, dice l'intervistatore, ma c'è una bella differenza tra un'azienda privata e la macchina statale. La vostra esperienza tra governo e ministeri è limitata. Abbiamo attuato, risponde Del Rio, quel modello nelle città italiane. Lo abbiamo fatto da sindaci e abbiamo avuto successo. Perciò riteniamo di avere un buon metodo e di poterlo trasportare a livello di governo dello Stato. Molti degli interventi annunciati da Renzi in Parlamento sono gli stessi del governo Letta, elevati al quadrato, a cominciare dalla riduzione del cuneo fiscale. Così è facile annunciare la rivoluzione, ma è anche possibile farla? Chiede Fabrizio Forquetto. Risponde il sottosegretario Del Rio. È vero che riprendiamo alcuni interventi già previsti, dal cuneo fiscale al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al pagamento dei debiti dello Stato verso la pubblica amministrazione. Sono interventi giusti, quelli che ha fatto il governo Letta, di cui Del Rio era ministro peraltro. Il problema è che non avevano una massa d'urto sufficiente. È quello che ha scritto lo stesso Sole 24 Ore, dice Del Rio. Serviva più coraggio per fare una vera cura draconiana. Non bastava la direzione giusta, dice Del Rio. Però, se gli interventi sono quelli del governo Letta, soltanto elevati al cubo o al quadrato, dove si pescano i soldi? Questo è sempre il punto fondamentale, perché puoi annunciare che farai 10 volte quello che ha fatto il governo Letta o che ha tentato di fare Letta, ma il quattrino dove lo vai a prendere? In un quadro, e questo però è un argomento del quale non hanno mai discusso i governi di nessun colore negli ultimi, prendiamoli, 20 anni, in un quadro nel quale siamo in presenza di un paese, non credo che abbia un paese così un analogo in Europa, un paese, l'Italia, nel quale ci sono solo 4 regioni che ogni anno, più o meno, letteralmente regalano alla macchina dello Stato centrale, che adesso il Premier vuole modificare, cambiare,
rivoltare come un calzino, la svolta, il cambiamento, eccetera, eccetera, però se non affronti le questioni strutturali, cioè il come è tenuto insieme sto paese, sarà difficile che tu cambi qualcosa di sostanziale. Dicevamo, un paese così non c'è in tutta Europa, un paese nel quale soltanto 4 regioni regalano ogni anno 130 miliardi di euro, che sono il bilancio di una piccola nazione, allo Stato centrale, per far funzionare la macchina come ha funzionato finora. Allora, o tocchi la sostanza, la struttura, o difficilmente puoi promettere cambiamenti che siano poi seguiti dai fatti. Difficile cambiare le cose veramente se non si cambia la struttura. Se l'albero è storto, cresce storto. Se tu non intervieni in maniera radicale, raddrizzando le cose, sarà ben difficile che le cose vadano diversamente, viste le premesse. E le premesse sono sempre rimaste queste, perché nessun governo le ha messe in discussione, se non solo formalmente e comunque senza esito pratico, perché oggi siamo nella condizione di dover constatare che le cose non sono cambiate affatto da quando nel 92-93 crollò la Prima Repubblica e cominciarono a entrare, comunque sono entrate, delle istanze federaliste, che poi federalismo significa solo giustizia, equità, guardare le cose come stanno, la realtà in faccia, e la realtà, guardarla in faccia, significa vedere che ci sono 4 regioni che pagano e le altre che sopravvivono, alcune più o meno, altre alla grande perché mangiano molto, e la prima delle regioni mangiatrici è la Sicilia, seguita a ruota da Calabria, Campania, insomma buona parte del Mezzogiorno che va a sbaffo. Questo in termini forse poco istituzionali, ma è la sostanza, perché la Lombardia da sola regala 70 miliardi più o meno ogni anno allo Stato centrale, è la differenza nuda e cruda fra dare e avere. Il Piemonte una quindicina, il Veneto 20 e abbondanti, così come l'Emilia Romagna. 4 regioni che regalano un surplus fiscale allo Stato che non ha uguali in tutta Europa. Questo tema non viene mai affrontato, perché questo sarebbe uno dei discorsi strutturali di base da fare. In ogni caso, qua stiamo promettendo mari e monti senza cambiare la struttura dell'albero storto dell'Italia. La vostra sarà una svolta solo se saprete dimostrare di trovare le risorse per potenziare le misure già annunciate dal governo Letta. Non basta annunciare di volerlo fare. Insomma, Del Rio chiede il Sole 24 Ore: dov'è che li troverete sti benedetti piccioli, come dicono in Sicilia, i soldi? Dove li trovate i soldi? Chiede il 24 Ore. Risposta del sottosegretario Del Rio: troveremo le risorse proprio perché cambia il metodo. Insomma, è arrivata la fata turchina veramente, cioè hanno scoperto davvero la bacchetta della fata turchina, la bacchetta magica in un cassetto di Palazzo Chigi. Non più 100 priorità, interventi a pioggia, tutti finanziati, ma finanziati poco. Basta con la logica dei maxi decreti dove si metteva dentro di tutto, ma poi non arrivava niente a cittadini e imprese. Noi vogliamo concentrare le risorse e gli sforzi amministrativi su poche priorità, pochi interventi. Ma quegli interventi dovranno essere molto visibili. Non faremo tutto, faremo poche cose, ma con grande impatto. Qui naturalmente un malevolo può anche dire: non faremo tutto, faremo niente, però lo comunicheremo bene. Cercheremo di comunicarlo bene, che è un po' il tentativo che è andato in scena al Parlamento in questi 2 giorni. Per esempio il cuneo fiscale, dice ancora il sottosegretario Del Rio al Sole 24 Ore. Per esempio il credito di imposta in ricerca e innovazione. Tutta roba nota, stranota, digerita e stradigerita. Renzi, per la verità, questo discorso del credito di imposta in ricerca e innovazione non l'ha citato nel suo discorso in Parlamento, ma è assolutamente una sua e una nostra priorità, dice Del Rio. Non possiamo raccontarci ogni giorno che la priorità è l'innovazione e poi assistere senza far nulla a un'Italia che è in fondo alle classifiche per investimenti in ricerca. Tra l'altro, detto per inciso, investimenti in ricerca, se fruttano nel lungo termine. Quindi non pare che attraverso gli investimenti nella ricerca, così come rifacendo i tetti delle scuole, possa cambiare di colpo, improvvisamente, in maniera sensibile in meglio la situazione. Non possiamo raccontarci, prosegue Del Rio, che la priorità è l'innovazione e poi assistere senza far nulla all'Italia che è in fondo alle classifiche per investimenti in ricerca. Si parla tanto del 3% nel rapporto deficit prodotto interno lordo, cominciamo dal rispettare anche l'obiettivo del 3% di spesa in ricerca, e questo Matteo l'ha detto, ed è un punto molto importante del nostro programma. Effetto annuncio?
Per niente, dice Del Rio, perché ho qui sul tavolo il dossier. E a questo punto dell'intervista Del Rio batte la mano su una pila di cartelline rosa e gialle sulla scrivania. Non è un foglio Excel, come aveva promesso Renzi, ma un buon numero di dossier che sembrano allo studio. Insomma, la sceneggiata è proprio carina, ma anche un po' frusta, un po' vecchia. Il ministro o sottosegretario che sia Del Rio che fa vedere al giornalista le cartelline con sui titoli. Sto studiando, ho i dossier pronti, dice Del Rio. Pubblicità. Il fuoco. La ruota, l'arco, la carta, la lampadina, il con Madrid e tutto quello che è avvenuto in giro per Europa, penso al Kosovo, penso alla Cecoslovacchia, quindi dei confini europei che si stanno modificando e una legittima difesa, definiamola così, rispettosa delle idee di chiunque, e questo è bene dirlo perché il referendum parte da una base democratica che è quello del rispetto democratico e civile delle idee di chiunque. Veneto libero, Veneto libero, Veneto. Appuntamento con la storia nel cammino verso l'indipendenza del Veneto. Sabato 1 e domenica 2 marzo nelle piazze delle principali città del Veneto verranno raccolte le firme per chiedere al Consiglio regionale un referendum consultivo. Tutti i gazebo sul sito www.firmaindipendenza.org. E poi c'è l'altro sito, bastaeuro.org, dal quale potete scaricare gratuitamente il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo, a cura di Claudio Borghi Aquilini con postfazione di Matteo Salvini. Poi lo commenteremo mano a mano perché sono 31 domande e 31 risposte
molto chiare nell'impostazione e molto pragmatiche sulla questione dell'euro, della moneta unica. Sarà la nostra guida da qui alle elezioni europee, approfondire i vari punti. Ma intanto torniamo, a proposito di punti da approfondire, a cercare di capire cosa vogliono fare i nuovi governanti attraverso le parole dei più autorevoli di loro, non solo Renzi, che abbiamo strasentito in questi 2 giorni e che nel migliore dei casi ha dato dei titoli alle cartelline del ministro Del Rio, sottosegretario Del Rio, che le fa vedere all'intervistatore del Sole 24 Ore, una bella pila di cartelline rosa e gialle con su scritti i titoli dei provvedimenti, delle cose da fare, delle cose citate da Renzi. Ebbene, sui pagamenti alle imprese, domanda a un certo punto il Sole 24 Ore, davvero sarete in grado di pagare tutti i debiti pregressi? È allo studio una norma che permetterà di farlo. Sarà coinvolta la Cassa Depositi e Prestiti, risponde Del Rio, ma non posso scoprire troppo le carte. Se ne occuperà il ministro Padoan nelle prossime settimane. Padoan ha già detto no comment, meglio non approfondire l'argomento ora, ha detto il ministro Padoan, il ministro dell'economia, e per il momento Padoan frena. Ci sono meccanismi tutti da precisare, ha detto ieri Padoan. E il Sole 24 Ore obietta, su questo bisogna essere un po' scettici, perché il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese l'aveva già annunciato il governo Monti con Corrado Passera e poi Letta. Qualcosa è partito, ma molto poco e con fatica. E beh, capisco lo scetticismo, dice in questa lunga intervista al Sole 24 Ore il sottosegretario Del Rio, e capisco l'impostazione di chi vuol giudicare dai fatti. È giusto, benissimo, è una cultura che è anche la nostra, di noi sindaci, continua a dire Del Rio, così come Renzi. Almeno il torrone all'infinito su questo discorso di noi sindaci, noi sindaci. Sarebbe opportuno anche sentire, lo faremo magari prima della fine di settimana, anche il sindaco di Varese Fontana, che pure è stato presidente dell'ANCI ed è presidente dell'ANCI Lombardia pure lui, e qual è il suo giudizio su questa svolta dei sindaci. I sindaci continuano a menarla col fatto di essere stati sindaci, per cui adesso cambiano l'Italia. Intanto però abbiamo dalla Camera dei Deputati l'intervento del deputato leghista Busin sulla questione che tra un po' si scioglierà in un modo o nell'altro del decreto Salva Roma, che decade giovedì. Bisogna convertirlo in fretta al più presto per salvare per l'ennesima volta Roma a tasche nostre. Anche e soprattutto dalle forze di maggioranza. Gli emendamenti, cari colleghi, che non c'entravano assolutamente nulla con lo scopo originale del provvedimento, che era quello di rimettere in sesto il disastrato bilancio di Roma. Il governo degli amici, infatti, aveva necessità di approvare quel testo per sistemare i debiti del Comune di Roma, che euro più euro meno erano arrivati a circa 860 milioni di euro. E così, mentre tutti gli altri sindaci d'Italia raschiavano il fondo del barile per recuperare i pochi euro rimasti nel bilancio, per cercare di non aumentare l'IMU, fra le altre cose, che voi avete introdotto in questo paese, Roma ed amici vari potevano serenamente dormire sonni tranquilli, perché qualcun altro, come al solito, era intervenuto per risolvere i danni creati dalla solita gestione clientelare, allegra e spensierata della capitale. Non bastasse tale ignobile finalità, nel corso appunto dell'iter parlamentare, nel più classico stile italiano, è avvenuto un vero e proprio assalto alla diligenza. Soliti finanziamenti ad hoc per amici e amici di cordata. Tanto da scomodare perfino l'indignazione di un noto editorialista del Corriere della Sera. Del resto, come spiegare i 20 milioni per tappare i buchi del trasporto pubblico calabrese che voi avevate approvato con tanta noncuranza? Mezzo milione per il comune di Pietralcina, paese di Padre Pio, il 1 milione di euro per il restauro del palazzo municipale di Sciacca, o i 500 milioni di euro per la torre anticorsara di Porto Palo. Questa era la premessa, d'obbligo, perché in un paese che si possa definire tale, dopo per l'appunto lo stop imposto dal Presidente della Repubblica, era lecito attendersi una completa revisione del provvedimento, una specie di ravvedimento, anche se tardivo. Non fosse altro per una questione di buonsenso, se non di opportunità politica. Dato però che noi viviamo in un paese che tanto civile non può
definirsi, e a quel provvedimento ne era una delle numerose prove, dopo poche settimane siamo di nuovo a capo a ripresentare al Parlamento un nuovo decreto che già viene chiamato dai media Salva Roma bis, il che la dice lunga sul suo contenuto. Epurato infatti delle più orride brutture inserite qua e là nel corso del suo tortuoso iter precedente, l'attuale provvedimento di fatto ricalca buona parte del fu Salva Roma, che adesso riemerge, tanto che la stampa non ha dovuto fare sforzi di originalità o di creatività nel trovare un nuovo appellativo a questo provvedimento. E così, pur dopo un percorso parlamentare degno di un percorso di guerra, oggi riportate le solite, identiche, precise disposizioni finalizzate a sostenere il malconcio Comune di Roma, che non è che sia disgraziato, sia ben chiaro, a causa di un evento calamitoso come quelli numerosi occorsi alle zone anche da cui provengo, o per qualche altro evento imprevisto. Assolutamente no, riguarda forse piuttosto una calamità, ma che così non può essere definita propriamente, che è la cultura amministrativa e il senso civico della classe dirigente di questa capitale. E solo negli ultimi anni è stato gestito come un'azienda di collocamento, con la differenza che i soldi che venivano usati per piazzare gli amici, i parenti, i conoscenti, i portatori d'acqua di varie cordate politiche, erano soldi nostri, soldi dei cittadini. Ora quindi noi chiediamo semplicemente una cosa, che il Comune di Roma, così come tutti gli altri 8.000 comuni d'Italia, gli altri comuni d'Italia che avete sostenuto ed aiutato in questi anni, iniziano finalmente a correre con le loro gambe e ad essere autonomi nelle loro finanze. E nel caso venga dichiarato default, e nel caso venga dichiarato anche un default, che non può essere visto come un tabù per la capitale, visto che è già successo ad altri capoluoghi di provincia, come ad esempio Alessandria in Piemonte. E questo non perché siamo razzisti, non perché siamo cattivi, i soliti leghisti, ma perché se in una squadra un giocatore continua a farsi l'autogol, diventa difficile per la squadra poi vincere la partita, anzi rischia di essere trascinata nella sconfitta, soprattutto se a fare autogol è il capitano di questa squadra. Questa era ed è quello che con questo decreto è quello che voi con questo decreto state facendo a tutto il paese. Un paese dove, mentre c'è chi lotta strenuamente tutti i giorni, si impegna e si batte per approvare il proprio bilancio comunale e fare quadrare i conti, come l'attaccante che cerca spazio in mezzo all'area avversaria, dall'altro lato del campo c'è chi se ne infischia delle più elementari regole, come un difensore che procura un rigore per gli avversari. Un paese dove, mentre c'è chi chiede con rassegnazione di avere una chiara risposta alle sue domande su quante risorse avrà a disposizione per l'anno in corso, dall'altro vi è chi, con presunzione, ne pretende altrettanti per sistemare le falle del passato, da lui stesso generate. Perché se cade questo comune, si è detto, cade l'Italia, in spregio pure al buonsenso ed al rispetto verso tutti quei colleghi che invece i conti nei propri comuni li sanno fare. E bene anche. Dopo il decreto Salva Roma, insomma, il decreto Salva Roma bis. La storia, diceva qualcuno, si ripete sempre due volte. La prima in forma di tragedia, la seconda in forma di farsa. Ma l'approvazione da parte del Senato di questo provvedimento non vuole solamente mettere a riparo, almeno per un po', i conti disordinati della capitale. Ha anche un effetto secondario, secondo noi, forse più deleterio, in quanto crea una grave ed ingiusta sperequazione tra il comune più grande d'Italia e gli altri 8.000 enti che ogni giorno, come il primo cittadino di Roma, devono impegnarsi e lavorano per gestire al meglio le risorse pubbliche. Questo è un grave vulnus, anzitutto nei confronti del principio federalista della responsabilizzazione degli amministratori locali. Secondo il principio, a noi molto caro, del vedo, pago e poi voto. Questo principio viene bellamente tradito nel momento in cui si mette, non una volta, ma
per una serie consecutiva di volte mano nelle tasche dei cittadini per sanare le falle di un unico comune, Roma. Inoltre questo rappresenta, e ne abbiamo già avute le prove in questi giorni, un pessimo precedente. E già abbiamo visto il sindaco di Napoli, giustamente dal suo punto di vista, visto che si fa per Roma, pretendere un trattamento altrettanto generoso e favorevole nei confronti del suo comune che, come sappiamo, dalla Corte dei Conti è in stato di se non conclamato, dissesto. E come negargli questi fondi e questo aiuto in extremis quando l'abbiamo fatto per Roma e ripetutamente? E il terzo effetto deleterio è che, non bisogna dimenticarlo, questa è la capitale d'Italia e dovrebbe rappresentare per tutto il Paese un esempio di gestione oculata da parte dei suoi dirigenti, che dovrebbero avere più di ogni altro comune d'Italia un senso civico spiccato che li esimesse da sprechi, clientelismi e gestione allegra delle risorse come continuano a dar prova di fare. Noi sappiamo, l'ha citato prima il mio collega Prataviera, che si dice il pesce puzza sempre dalla testa. Ecco, se questa è la testa del nostro Paese, evidentemente ci diamo poche chance di farcela per il futuro. La situazione finanziaria di Roma però è utile ricordarlo, perché non è che sia proprio così nota a tutti, e comunque è meglio ripetere. Nel 2008 il sindaco del Comune di Roma era stato nominato commissario straordinario del governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione finanziaria del Comune e di predisporre e attuare il piano di rientro dell'indebitamento pregresso. Scusate. Il tutto con un ingente sostegno da parte del governo, che purtroppo allora aveva la nostra colorazione politica, però che ha stabilito un finanziamento del piano di rientro assegnando al commissario straordinario un contributo di 500 milioni di euro all'anno. E vorrei soffermarmi un attimo sulla cifra, perché per fare un esempio, per fare un raffronto, questo è quanto ha faticosamente raccimolato il nostro ex Presidente del Consiglio Letta nel suo estenuante tour degli Emiri, oppure, tanto per avere un altro confronto, è quanto messo a disposizione nel Destinazione Italia per la ricerca e lo sviluppo nel nostro Paese. È l'equivalente di quello che noi paghiamo ogni anno, che lo Stato paga ogni anno per pagare il debito pregresso del Comune di Roma, che vediamo non è arrivato a uno stop perché continua a generarne, e infatti siamo sempre punto a capo. Si tratta di $500 miliardi che, giusto per dare un'altra idea dell'importo, basti considerare che oggi il blocco del patto di stabilità che è stato introdotto sui comuni con meno di 5.000 abitanti vale all'anno circa 950 milioni di euro, quindi meno della metà. Con queste operazioni la situazione per il comune capitolino è ovviamente migliorata, però temporaneamente. Non al punto infatti di riportare in perfetto ordine i conti, se è vero come è vero che al 31 dicembre del 2012 il saldo del disavanzo si è attestato a circa 13,89 miliardi di euro, ovvero 8,53 miliardi al netto degli oneri per interessi. Insomma, una quantità ingente di risorse, di soldi, che in qualsiasi azienda privata oppure in qualsiasi altro comune d'Italia avrebbe certamente costretto la proprietà o gli amministratori ad alzare bandiera bianca. Non però il Comune di Roma, dove tra un dipendente comunale e uno delle partecipate trovano impiego oltre 50.000 persone. E a questo proposito io, visto che ho tempo, vorrei leggervi un interessante articolo di Sergio Rizzo, che come sapete è un editorialista del Corriere della Sera, noto per essere ben documentato, il quale esordisce così: è dura da credere, ma c'è un farmacista in Italia che vendendo le medicine riesce perfino a rimetterci, e anche una barca di soldi.
Si tratta del Comune di Roma. Le farmacie comunali hanno ben 362 dipendenti e il Campidoglio ha già tirato fuori per questa sua attività 15 milioni per tappare i buchi pregressi. Per rimettere in sesto però questa attività ce ne vorranno altri 20 di milioni. Dice tutto la verifica affidata all'Ernst & Young, che si è resa necessaria per comprendere la reale situazione, che appareva evidentemente assai nuvolosa. Gli esperti hanno scoperto uno scostamento di 7,3 milioni nell'attivo rispetto ai dati iscritti nel bilancio 2011. Questi 3 milioni, di questi quasi 3 milioni sono solo la differenza fra rimanenze del magazzino contabilizzate e quelle accertate. 9,1 milioni contro 6,2. Evidentemente qui può esserci qualche disattenzione, imprecisione amministrativa, ma molto più probabilmente c'è anche qualche furto ai danni delle risorse pubbliche. Sono cifre rilevate da un dossier che il consigliere comunale radicale Riccardo Maggi sta per pubblicare sul sito internet opencampidoglio.it. Il primo di una serie di fascicoli scottanti dedicati allo scenario impressionante delle municipalità romane. Si tratta di 26 società più una marea controllate, oltre 50 solo quelle di Acea, Energia e Acqua, Ama, Rifiuti e Atac, Trasporti. Mi perdoni onorevole Guidesi, colleghi, se riusciamo a abbassare, colleghi, onorevole Ferranti, colleghi, se riusciamo a abbassare un po' il tono della voce, anche l'onorevole Guidesi riesce a parlare in un clima più decente. Colleghi, per favore. Intanto l'onorevole Guidesi mi perdonerà se salutiamo studenti e insegnanti del liceo scientifico Le Filandiere di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone che stanno assistendo ai nostri lavori, nella speranza che assistano anche a dei lavori in un clima un po' più sano. Prego onorevole Guidesi. Ma il fatto che siano sani o meno dipende anche dalle scelte della maggioranza, di cui noi siamo le prime vittime. Sono cifre rilevate da un dossier che il consigliere comunale radicale, appunto Riccardo Maggi, sta per pubblicare sul sito internet Ope Campidoglio. Il primo di una serie di fascicoli scottanti dedicati allo scenario impressionante delle municipalizzate romane. 26 società più una marea di controllate, come detto, oltre 50 di quelle di Acea, Ama e Atac. 3 gruppi che da soli hanno qualcosa come 31.338 dipendenti, ovvero l'85% del personale di tutte le partecipate comunali d'Italia, che si aggira attorno alle 37.000 unità. Sono circa 10.000 in più, per fare un confronto, rispetto ai 26.800 dipendenti degli stabilimenti Fiat in Italia, senza contare i 25.000 dipendenti diretti dell'amministrazione che a questi devono essere aggiunti. Sostengono i tecnici che Roma Capitale ha un disavanzo strutturale, quindi strutturale non una volta per tutte, di circa 1,2 miliardi l'anno e quindi tornerà sicuramente a battere cassa nonostante questi cosiddetti favori o provvedimenti tampone. Ed è proprio sulla galassia delle società comunali che gravano le responsabilità maggiori di una situazione in assenza di interventi e i limiti del dissesto, a nostro parere già ampiamente in dissesto. L'Atac, per esempio, con un numero di stipendi paragonabile a quello dell'Alitalia, ha accumulato in 10 anni perdite per 1,6 miliardi, quindi superiori addirittura a quelli di Alitalia, che sappiamo ammontano prima dell'ultima rivalutazione del capitale a 1,2 miliardi. Negli ultimi 5 anni si sono avvicendati a suo vertice ben 4 amministratori delegati e un numero imprecisato di presidenti e consiglieri, senza riuscire a rimetterla in carreggiata. Il contratto di servizio costa al Comune una cifra che si aggira intorno ai 400 milioni di euro l'anno, ma per il 2014 la cifra richiesta supera abbondantemente i 500 milioni. La verità è che queste aziende, e non è certo una particolarità di Roma, sono state spesso interpretate dalla politica anche con pesanti complicità sindacali, alla stregua di poltronifici o gigantesche macchine clientelari,
piuttosto che strumenti per fornire servizi essenziali alla città da gestire oculatamente. Servizi che, posso essere un testimone diretto, sono abbastanza di scarso livello. Salvo poi trovarsi di fronte a sorpresine al pari di quella spuntata nell'ultimo bilancio dell'AMA, che dà notizia di una raffica di arbitrati innescati dalla società titolare della discarica di Malagrotta, alcuni dei quali già conclusi nel 2012 in primo grado, con la condanna dell'azienda pubblica, e quindi ulteriori oneri, a pagare alla ditta che fa capo al titolare della discarica la bellezza di 78,3 milioni di euro, anche questi che vanno ad aggiungersi a già consistente disavanzo. La verità è che queste aziende, e che non è... Ma a leggere l'elenco delle controversie in cui è incappata la municipalità dei rifiuti, indebitata con le banche per 670 milioni, somma paragonabile ai ricavi di un anno, è capace di assumere nel frattempo 1500 persone fra il 2008 e il 2010. Strappa anche qualche amaro sorriso, quando salta fuori che tra le innumerevoli cause in cui è protagonista l'AMA, ce n'è persino una con l'Attaca, quindi con la sua consorella, partecipata sempre dal Comune Capitolino, che va avanti da almeno 7 anni, fra sentenze, ricorsi, controricorsi, per la gioia degli avvocati. E chissà quanto durerà ancora. Il tempo del Presidente, esponente di un noto partito oggi all'opposizione, scade giovedì, è già scaduto, quindi giovedì 9 gennaio, quando l'Assemblea ha nominato il suo successore. Al contrario del Presidente dell'ACEA, invece nominato, anche questo da una forza dell'opposizione, seduto su una dozzina di poltrone, metà delle quali pubbliche, nonché socio di un gruppo di imprese edili e immobiliari, il qual è invece in una botte di ferro. Questo perché in piena campagna elettorale la precedente amministrazione comunale ha provveduto elegantemente al rinnovo dei vertici, confermando in blocco tutto il Consiglio, con clausole tali che la sostituzione prematura comporterebbe comunque il pagamento di loro emolumenti almeno fino al 2016. Quando la morte mi chiamerà. Delegato e 1.318.000 euro più un appartamento da 4.300 euro al mese al Parioli e un'automobile adeguata. Poi i consiglieri, una media di 120.000 euro a ciascuno, 2 dei quali sono rappresentanti del socio francese, un dirigente del comune, un ex parlamentare, un ex assessore della giunta, Alemanno, il consorte di un ex ministro e il segretario generale di una fondazione Italiani Europei. Quindi, ripetendo, presidente 408.000 euro l'anno, pari a 34.000 euro al mese, direttore generale 1.318.000 euro l'anno, pari a 109.833 euro al mese, e i consiglieri, ciascuno, che sono ben 7, 120.000 euro all'anno. Certo che da una società del genere, prosegue Rizzo, sarebbe naturale attendersi utili consistenti. Invece nel 2012 i profitti netti sono stati appena 77 milioni, cioè nettamente inferiori a aziende che operano nello stesso settore, appunto, dell'energia. E anche se nei primi 9 mesi del 2013 hanno superato i 100, restano comunque molto bassi. Certi fatti del resto parlano da soli. Negli ultimi 5 anni i debiti sono cresciuti di circa 1 miliardo, toccando 2 miliardi e mezzo. Ed è di qualche mese fa la scelta di fondere 2 società energetiche del gruppo, una delle quali Acea Energia SpA, che in 18 mesi ha accumulato perdite per ben 56 milioni di euro.
Ma tutto va avanti come se nulla fosse e oggi siamo qui a dare un contributo a questo andazzo e a far sì che tutto vada avanti come nulla fosse. Almeno se è vero che l'ufficio del personale diretto da Paolo Zangrillo che ha proceduto qualche giorno fa all'assunzione di un nuovo capo della comunicazione, ex capo ufficio stampa dell'ex ministro dello sviluppo Paolo Romani, Passera e Zanonato. Accade mentre è da un mese senza incarico il vecchio responsabile, il licenziato 2 anni fa dopo essere stato parcheggiato a lungo su un binario morto per ragioni politiche e reintegrato all'inizio di dicembre dal giudice del lavoro. E accade in una struttura, quella delle relazioni esterne, dove sono 25 le persone impiegate, compreso il capo ufficio stampa. Anche qui incidentalmente amico di qualcuno. Qui a Roma bisogna essere sempre amici e parenti di qualcuno. Comunque, tornando al nostro decreto, questo consente al commissario straordinario di Roma di inserire nella massa passiva le eventuali ulteriori partite debitorie rinvenienti da obbligazioni o oneri dello stesso Comune di Roma, anteriori al 28 aprile 2008. Un tecnicismo, un artificio contabile che lo si voglia chiamare, che regala all'ente qualcosa come 485 milioni di euro. Un regalo appunto, senza considerare i 20 milioni, questi aggiunti, alla gestione della raccolta differenziata che rappresenta, come abbiamo visto, un'altra nota dolente della capitale. La sopravvivenza del Comune di Roma dipendeva insomma da questo provvedimento, dipende da questo provvedimento, tanto importante che, giova ricordarlo, nonostante fosse stato stoppato sulla fine di dicembre scorso dal Presidente della Repubblica in persona, è stato ripresentato dallo stesso governo e curato degli assalti parlamentari allora andati a buon fine. Tanto più che, dettaglio non di poco conto, nei primi giorni di dicembre il Comune di Roma su quel decreto legge aveva già redatto il bilancio previsionale 2013. Con un sistema di finanza locale che negli ultimi anni sta vivendo un incubo continuo tra accavallarsi di disposizioni, norme contraddittorie, rinvii, scarsità di risorse, il decreto che ci è stato consegnato dal Senato rappresenta un segnale di iniquità grave, come già accennato prima, verso il sistema dei comuni nel suo complesso. Perché se la strada maestra per risanare le malconce casse della pubblica amministrazione deve essere quella della meritocrazia e della responsabilizzazione, se le rigide regole del patto di stabilità devono essere applicate con religiosa osservanza da quei comuni come quelli veneti, colpiti dalla recente alluvione, se il personale negli enti locali non può superare predeterminati parametri molto stringenti, allora tutto ciò deve valere per tutti e, diciamo noi, a maggior ragione per la capitale d'Italia. Viceversa, ogni amministratore pubblico che si trovi con situazioni di deficit, piuttosto che attivarsi per migliorare con propri mezzi ed impegnarsi al meglio in quella logica di virtuosismo tanto decantata, piuttosto che, sapendo di attirarsi le ire dei suoi cittadini, vedersi costretto ad aumentare la tanto odiata IMU o altri balzelli locali, si riterrà invece autorizzato e legittimato a richiedere allo Stato un nuovo decreto per salvare il suo ente. Cosa che abbiamo visto è già successa per Roma, quando il sindaco Merrino, appena insediato, ha messo uno stop a tutti gli aumenti di tasse della sua capitale, salvo poi far pagare i dissesti del suo municipio a noi, a tutto il resto del paese. Questo con la paradossale quindi conseguenza di andare nella direzione esattamente opposta a quella professata e gravando anzi ulteriormente sulle già fragili spalle delle casse dello Stato. Una spirale viziosa e pericolosa che il governo centrale, arbitro severo ed alfiere dello strenuo rigore sui conti pubblici, non può più permettersi di avallare e di perpetrare. E aggiungiamo a questo che interventi di questo tipo sono gravemente offensivi
per tutti i cittadini a cui chiediamo ogni giorno, cittadini che, diciamo, nella stragrande maggioranza, non essendo privilegiati o non essendo amici dell'amico o non facendo parte di particolari cordate clientelari di Roma Capitale, devono sbarcare il lunario con 1.000-1.200 euro al mese quando va bene e devono tenersi stretto quel lavoro che diventa sempre più precario, appunto per la presenza di una pubblica amministrazione che, unica sopravvissuta alla crisi e di cui Roma è la prima rappresentante che dà il cattivo esempio, dicevo, unica sopravvissuta alla crisi, funziona come una divoratrice di risorse e cannibalizzatrice di tutti gli altri settori economici dello Stato. Noi ci opponiamo a questo provvedimento, faremo di tutto con le nostre forze perché sia ritirato o perché scada, e ci opporremo allo stesso modo perché questa mentalità, questo modo di procedere cessi e sia una volta data una volta per tutte a questo Stato la caratteristica dello Stato di diritto, cioè quello che fa valere i diritti ma anche i doveri da cui questi discendono per tutti i comuni d'Italia, per tutte le associazioni d'Italia, a cominciare dal Comune di Roma, senza figli e figliastri. Grazie. Questo era Filippo Busin, deputato della Lega, in corso alla Camera dei Deputati la discussione sul decreto legge cosiddetto Salva Roma bis, giustamente bis perché il primo era stato stoppato niente meno che dal Presidente della Repubblica perché era una schifezza. Il secondo è stato riscritto più o meno negli stessi termini, come ci ha spiegato il deputato Busin, ma la sostanza è che si danno soldi a Roma. Su questo c'è anche l'intervento adesso e chissà come si comporterà la nuova maggioranza, che poi è quella vecchia, del nuovo Renzi, al quale è rivolta anche una lettera aperta, diciamo così. Poi l'ascoltiamo perché il sito che ha citato Busin, opencampidoglio.it, curato dal consigliere comunale radicale romano Riccardo Maggi, è un sito interessante. Intanto però torniamo alla Camera, sta parlando Guido Guidesi, sempre deputato leghista. Oggi ci troviamo nella stessa identica situazione, nel senso che l'articolo di questo decreto che riguarda il Comune di Roma ha profili di contenuti e di metodo esattamente equivalenti ed uguali a quelli del primo Salva Roma che il Presidente della Repubblica non ha firmato. Il secondo motivo è un motivo sostanzialmente etico e morale, dove noi, richiamando tutti i comuni e gli enti locali responsabili di questo territorio, non possiamo permettere che l'irresponsabilità delle amministrazioni comunali che si sono succedute nella città di Roma possano essere continuamente sostenute sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del metodo dallo Stato centrale. Il sostegno alle responsabilità amministrative del Comune di Roma noi oggi non possiamo permettere che possa ancora una volta essere sostenuta dal punto di vista economico attraverso i soldi di tutti i cittadini, anche quei cittadini che invece vivono nella gran parte dei comuni che vengono amministrati in maniera responsabile e con il senso della responsabilità amministrativa ed economica, ma il senso soprattutto del rispetto dei soldi di tutti i cittadini. Grazie. La ringrazio, onorevole Guidesi, stavolta veramente onorevole Guidesi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Rocco Palese? Allora, questo è il discorso del Salva Roma, però adesso 3 minuti, ma ne sentiamo perché è una lettera aperta a Renzi, giusto appunto il nuovo che avanza, dal consigliere comunale radicale Riccardo Maggi, consigliere a Roma, in questo sito che è piuttosto interessante, opencampidoglio.it, giusto per approfondire un pochino, visto che si parla del decreto Salva Roma, è una buona fonte di notizie. Caro Matteo, credo sia importante che tu conosca la situazione grave e anomala che si è venuta a creare nel Consiglio Comunale di Roma. I principali responsabili sono alcuni membri del gruppo del PD, del gruppo del tuo partito, il principale gruppo della maggioranza che sostiene Ignazio Marino. Dall'inizio dell'anno le sedute sono bloccate.
sullo stesso ordine dei lavori. Il primo punto all'ordine dei lavori è una delibera da me presentata sull'anagrafe pubblica dei rifiuti, uno strumento che consentirebbe di rendere trasparente e conoscibile l'intero ciclo dei rifiuti a Roma. Rappresenterebbe una svolta rispetto al sistema Cerroni che, come sta emergendo dalle indagini, faceva della falsificazione dei dati una delle prassi più ricorrenti. L'opposizione di centrodestra per parte sua fa un ostruzionismo, avendo presentato oltre 140 emendamenti e 70 ordini del giorno e sostenendo comunque che voterebbe la delibera. Ma il gruppo del PD sistematicamente, da ormai 7 sedute, fa mancare il numero legale, rendendo insuperabile l'ostruzionismo dell'opposizione e di fatto facendo un ostruzionismo ancora più forte. L'Aula è in stallo, eppure di provvedimenti da esaminare e da votare con una città con così tanti problemi ce ne sarebbero, provvedimenti di giunta o di consiglio come questo. Perché il principale gruppo della maggioranza fa mancare il numero legale e blocca l'Aula? Forse i militanti, i circoli del PD, che hanno riposto in te così tante speranze per il cambiamento rispetto alla vecchia politica, se lo stanno chiedendo. Nei corridoi del Campidoglio, gli stessi percorsi da Mazzini ai tempi della Repubblica Romana e dal sindaco Nathan 50 anni dopo, si sente dire che questo accanimento verso la mia delibera sia un messaggio da mandare al sindaco, alla giunta e a me. Nel dicembre scorso, in occasione dell'approvazione del bilancio di Roma Capitale, ho fatto un'iniziativa e una denuncia pubblica per impedire la manovra d'aula, un meccanismo spartitorio che consente ai consiglieri di indicare la destinazione di somme in occasione dell'approvazione del bilancio e di alimentare così il proprio bacino elettorale e le proprie clientele, le famose preferenze. In quell'occasione il gruppo del PD arrivò a darmi del bugiardo, ma poche ore dopo il sindaco Marino rivendicava che per la prima volta dopo anni si era approvato un bilancio della città senza manovra d'aula. Quell'iniziativa ebbe risonanza anche nazionale sui media. Ricordo la tua faccia nello studio di Porta a Porta dopo il servizio. Sembravi sbalordito, esterrefatto, come chi ha ascoltato una storia incredibile, assurda. Caro Matteo, il tuo PD nella capitale è anche questo, un partito che fa ostruzionismo alla maggioranza, al proprio sindaco, fa ostruzionismo a se stesso. Il 4 febbraio, martedì prossimo, ci sarà l'8ª seduta convocata con lo stesso ordine dei lavori, con la stessa delibera al primo punto. Il PD sarà in aula? Ci sarà? Consentirà i lavori? Da parte mia, dalla mezzanotte di oggi ho deciso di iniziare uno sciopero della fame, un'iniziativa non violenta di dialogo con il PD e con te. Sono convinto che se tra i molti impegni che hai in queste ore troverai l'urgenza di prestare attenzione a questa vicenda, ciò aiuterà anche i compagni del PD, il gruppo consigliare del PD, a spiegare le ragioni di questo comportamento e a superarle. Non a caso sulla questione dei rifiuti, è una questione dispendiosa, come si spenderanno soldi, andrà a finire così, nostri, di nuovo, per la questione del decreto Salva Roma, ci si può scommettere. Comunque Riccardo Maggi, consigliere comunale radicale, ha messo in piedi questo sito che su Roma e sulle attività del Comune di Roma, pertinente quanto mai la lettera al caro Renzi, al caro Matteo, è piuttosto istruttivo ed è anche molto interessante, pieno di spunti per chi vuole approfondire l'andazzo in quel di Roma Capitale, con il Partito Democratico principale responsabile non solo dello stallo, ma anche dell'ostruzionismo su un tema che dovrebbe essere di buon senso, cioè una gestione trasparente dell'affare dei rifiuti. Peraltro, dopo tutta la buriana prontamente messa a tacere, peraltro, scoppiata sulla questione della discarica di Malagrotta e sugli enormi interessi dei Cerroni e compagnia, con tutto il ceto politico romano. Beh sì, il vecchio titolo dell'Espresso è quanto mai attuale: capitale corrotta, nazione infetta. Ma torniamo al programma economico del nuovo cerchio magico di Renzi e di coloro che gli stanno più vicino intorno, con l'intervista che abbiamo interrotto prima al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Del Rio, il quale ha mostrato le sue belle cartelline rosa e gialle, una pila di cartelline con tutte le cose da fare, da affrontare, e prosegue poi il suo discorso sulla questione dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici. Non posso scoprire troppo le carte, ve lo racconterà Padoan, è la risposta semplicemente. Quanto al fatto che noi siamo sindaci, quindi noi siamo pragmatici, siamo sindaci, siamo pragmatici,
Quello è un po' il leitmotiv tanto del Presidente del Consiglio quanto del suo sottosegretario Del Rio. A volte Renzi è un po' sottovalutato, dice Del Rio, questa intervista che compare oggi sul Sole 24 Ore. In questi giorni ha annunciato uno straordinario investimento sui 2 nodi che bloccano il Paese: la mancanza di liquidità delle imprese, a cui rimedieremo con i pagamenti della pubblica amministrazione, e l'allargamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'elevatissimo livello di pressione fiscale che grava su imprese e lavoratori. Lì agiremo con la più grande riduzione di tasse mai fatta in questo Paese. Su questo meritiamo fiducia, dice Graziano Del Rio, che pur sempre sta facendo promesse, sta parlando, per cui perché allora Letta non deve essere oggetto di fiducia quando annuncia questo e quell'altro, l'ha fatto per 10 mesi, e perché deve esserlo invece chi semplicemente si limita ad annunciare qualcosa di ancora più meraviglioso e grande di quello che è stato annunciato prima. Qua siamo in un cortocircuito logico pragmatico, diciamo così, perché è un annuncio, però dateci fiducia, dice Graziano Del Rio. Intanto l'Europa ha detto che l'Italia crescerà meno del previsto, il debito resta il problema dei problemi, il deficit PIL nel 2015 è già fuori dalle previsioni del famoso 3% e tutto il resto. I dati dell'Europa dimostrano, dice Del Rio, che noi dobbiamo, nella serietà della gestione della finanza pubblica, risolvere il problema della mancata crescita. Dobbiamo crescere di più. Perciò vogliamo effettuare un taglio di tasse visibile sulle imprese perché le imprese riprendano fiducia, tornino a investire. Un taglio di tasse visibile sui lavoratori perché tornino a consumare. E come le dicevo, spiega Del Rio al Sole 24 Ore, siamo convinti, concentrando gli interventi, di avere le risorse per poterlo fare. Poteva anche però raccomandargliela prima sta roba qua a Letta, il ministro Del Rio. Se aveva queste buone idee, che non si capisce quali siano, perché sul come al solito non ci siamo neanche qui, neanche in un'intervista a un quotidiano specialistico, economico e finanziario, il Sole 24 Ore, il come ancora rimane in ombra, ma se aveva tali buone idee, anche se sul come non ne sappiamo nulla, poteva comunicarle al suo Presidente del Consiglio, Del Rio, visto che era già ministro sotto il governo Letta. Una parte della copertura si fa capire, più o meno si è capito, verrà dall'aumento delle tasse sulle rendite finanziarie, compresi i bot, come ha detto Del Rio a Lucia Annunziata, sollevando la prima polemica sulla politica economica del governo Renzi. No, né io né nessuno ha mai detto che tasseremo i bot, ha detto Del Rio. 2 palle in una, perché è vero che l'ha detto lui, l'ha detto punto e basta, ma lo dice ancora oggi, quindi ben dopo domenica scorsa, quando Del Rio l'ha detto all'Annunziata, il responsabile economico del PD, Taddei, il quale dice oggi in un'altra intervista che verranno rimodulate le tasse sui bot, quindi verranno alzate le tasse sui bot, evidentemente, all'interno di una più generale rialzo delle aliquote sulle rendite finanziarie. Quindi 2 palle in una, che non è male, diciamo, come esordio, come ammissione di verità. Né io né altri ha detto che aumenteremo le tasse sui bot. Non è vero, perché l'ha detto lui. E l'ha ribadito ieri, a giorni di distanza, il responsabile economico del PD. Stiamo facendo una grande operazione di riduzione fiscale su lavoratori e imprese. Questo è l'altro leitmotiv. Come? Non si sa. Se in questo ambito eleveremo la tassazione delle rendite finanziarie a livello europeo, non credo sia uno scandalo. Ma l'intervento riguarderà solo i grandi risparmiatori, non le vecchiette con pochi bot. E qui dobbiamo fare una precisazione, e la fa anche l'intervistatore del Sole 24 Ore, che è difficile attendersi in questo modo grandi entrate, grandi coperture finanziarie, perché i grandi risparmiatori certamente non investono in bot. I grandi risparmiatori se ne fottono di quelle che sono le leggi dello Stato italiano e le parole, tantomeno, dei presidenti del Consiglio, incluso l'attuale Renzi e il suo sottosegretario Del Rio. Dai grandi risparmiatori tu non tiri su praticamente nulla. Questo è poco ma sicuro. Per tirar su tanto devi andare proprio su quelle vecchiette, cioè tutti noi, le persone comuni normali, che possono essere tosate a milioni, perché se no non tiri su nulla. E glielo dice anche l'intervistatore, ma poi si passa oltre. Si passa alla spending review.
Il commissario Carlo Cottarelli sta facendo un ottimo lavoro, dice ancora il sottosegretario Del Rio. Ne ho già parlato col ministro Padoan, pensiamo di farlo nostro, il lavoro di Cottarelli. Ci sarà un coordinamento a Palazzo Chigi, i tagli di spesa non sono una questione che riguarda solo il ministro dell'economia, è Palazzo Chigi che deve avere la regia. Ricordate la famosa cabina di regia della politica economica? Anche qui apriremo un libro che è già stato scritto miliardi di volte, come le parole sulla sabbia, nel vento, la cabina di regia a Palazzo Chigi, che grande novità. Qual è l'obiettivo in termini di cifre? Quello di Cottarelli, cioè quello che già aveva annunciato sotto il governo Letta. 32 miliardi di tagli di spese dal commissario alla spending review Cottarelli nel triennio 2014-2016. Intanto per il 2014 è possibile ricavare 3 miliardi in più, ma bisogna aspettare le valutazioni del ministro Padoan. Allora, prendiamo pure per buono che nel triennio 2014-2016 il commissario alla spending review taglia 32 miliardi di spese. Per il 2014 cominciamo a dire che cominciamo a tagliarne solo 3. Allora 29 sono nel biennio successivo. Perché buttare sempre in là nel tempo? Perché se tu sai dove risparmiare 32 miliardi in 3 anni, allora sai anche come risparmiarne 10 il primo anno, magari 10 il secondo, 10 il terzo. Perché tutti e 29 i miliardi sono rimandati il più possibile al futuro e soltanto 3 dici che li risparmi quest'anno? Perché a occhio e croce stai raccontando una palla, tradotto in sintesi. Per quanto riguarda i fondi strutturali europei, anche lì se ne occuperà Palazzo Chigi, cioè Super Matteo. Quel tesoro va speso meglio. Abbiamo fatto grandi passi avanti in questi anni, dice il sottosegretario Del Rio, ma vogliamo gestire i fondi sulla base di precise priorità. Non interventi a pioggia, lo diceva già Tremonti a dire il vero, ma concentrazione su grandi obiettivi, come il credito alle piccole e medie imprese o il credito di imposta. Siccome qua il fondamento di tutto il discorso di Del Rio è il metodo nuovo, cioè non c'è nessuna novità, la novità è il metodo nuovo, e il metodo nuovo vuol dire, l'ho spiegato Del Rio all'inizio dell'intervista, individuare poche priorità, stabilire azioni precise, stabilire una tempistica definita, valutare le azioni passo dopo passo, che è quello che dovrebbe fare chiunque governi la cosa pubblica e anche privata. E soprattutto però la chiave di volta dell'intervista, secondo me, se dobbiamo prendere le parole chiave, sta in un'altra dichiarazione di Del Rio: essere molto visibili. Questo è il punto, cioè noi dobbiamo raccontare le cose in un modo diverso, essere molto visibili, perché poi stringi la sostanza è sempre quella, non cambia nulla. Essere molto visibili, capito? È l'eredità berlusconiana al massimo grado, essere molto visibili, comunicarle bene le cose, però già che ci sono potevano assoldare il modello, non le fotocopie. Ad ogni modo, per il 2014 tiriamo fuori 3 miliardini, poi gli altri 29 li risparmiamo nel biennio successivo, che tanto campa a cavallo e gli italiani si dimenticano di tutto. Buttiamo in là nel tempo le promesse, dilatiamole nel tempo, così che poi dobbiamo durare fino al 2018, quindi abbiamo tutto il tempo per dilazionare le promesse o soprattutto dilazionare la memoria degli italiani. Per quanto riguarda i fondi strutturali se ne occuperà Palazzo Chigi, bla bla bla. Del metodo nuovo fa parte anche il ricambio della burocrazia pubblica. In realtà gli incarichi di vertice sono tutti già rimovibili, ma il problema è che questi qui non vengono rimossi, i capi della burocrazia. Su questo davvero vogliamo cambiare, risponde Del Rio, su 2 linee: la riduzione delle sovrapposizioni negli incarichi per tutti è una semplificazione complessiva delle regole in modo da poter premiare davvero i risultati. Questo l'avete mai sentite, queste 2 cose qui? Ridurre le sovrapposizioni di incarichi. Poi c'è gente che fa 3, 4, 5 cose contemporaneamente, vedremo. Poi l'importante è essere visibili e non comunicare. Comunicare quello che si deve comunicare, non comunicare quello che non si deve comunicare, cioè che tutto prosegue come prima. E poi c'è una semplificazione da fare complessiva delle regole in modo da premiare davvero i risultati. Volete scommettere che l'anno prossimo non ci sarà più il 100% di dirigenti pubblici premiati per il raggiungimento del risultato, ma sarà soltanto il 99,9 periodico o il 100,1% magari, perché sul modello degli acconti delle tasse è meglio eccedere
che essere tirati, no? Quindi premiamo il 100,1% di quelli che hanno raggiunto i risultati, cioè tutti, come è sempre accaduto. Tra le proposte c'è l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia per tutti i dirigenti. Stiamo lavorando anche su questo, dice Del Rio. Vogliamo semplificare e favorire una cultura degli obiettivi. Siamo alla penultima domanda. Intanto il governo Renzi eredita quasi 500 provvedimenti di attuazione di cose decise dal governo precedente. Come smaltirete tutto questo arretrato? È un punto essenziale, risponde Del Rio. Da Palazzo Chigi faremo un grande lavoro di scrematura. Voglio individuare i provvedimenti che davvero producono effetti positivi tangibili su famiglie e imprese e portarli avanti prioritariamente. Ho in mente per esempio i provvedimenti attuativi di Italia Digitale, ma anche tanti altri. Serve anche qui una selezione, perché governare è anche questo, dice Del Rio, che arriva da Marte, non dal governo che è morto l'altro giorno e di cui faceva parte. Questo per il passato, conclude l'intervistatore, ma se continuerete a legiferare rimandando a centinaia di decreti attuativi di riforme, resteremo nel libro dei sogni. Risponde Del Rio a quest'ultima domanda: faremo poche leggi con pochi decreti attuativi, questo è sicuro. Lo scandalo della Sabatini bis per le imprese, che è diventata operativa solo dopo un anno, non si dovrà più ripetere, e anche qui la rivoluzione è nel metodo. Come diceva Cartesio, no? La rivoluzione è nel metodo, dice Del Rio, come a dirci la sostanza non cambia, la rivoluzione è nel metodo. La rivoluzione sta nell'essere visibili fondamentalmente. Comunque adesso siamo arrivati alle 12 praticamente, vi segnalo per la lettura, rimandiamo a domani il discorso sull'approfondimento del cosa fanno quelli che hanno iniziato a governarci, soprattutto dal punto di vista economico, perché c'è altra roba da dire, però insomma l'intervista a Del Rio è paradigmatica, come si potrebbe dire, cioè è più che chiara rispetto all'approccio che hanno coloro che stanno per decidere sulle nostre tasche. A proposito di tasche, tra i tanti articoli di oggi vi segnalo quello del professor Alberto Bagnai sul Fatto Quotidiano dedicato all'euro. L'euro funzionerebbe soltanto se fosse la lira, il cambio forte col dollaro ci strangola. Per Prodi la quotazione giusta è 1,1-1,2, significa svalutare di più del 20%, cioè quel che succederebbe uscendo dall'eurozona, dice il professor Alberto Bagnai, che con Claudio Borghi Aquilini e Salvini ha condiviso già un paio di incontri pubblici sul tema dell'uscita dall'euro. Noi ci salutiamo qui, poi proseguiremo, magari continueremo a seguire anche la Camera dei Deputati col decreto Salva Roma. Questa sera alle 18, questo pomeriggio, il segretario Salvini è ospite della trasmissione televisiva La Vita in diretta in onda su Rai 1. E con questo noi ci salutiamo veramente, buona prosecuzione di ascolto, buon pomeriggio a tutti. Osaga.